Tu non capisci che cosa vuol dire dormire con un corpo appoggiato al cuore. Viva la Radio Network, siamo al Teatro Litta di Milano dove dal 19 fino al 28 novembre sarà in scena Land Lover, La terra dell'amore, con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari. Allora, cos'è questa terra dell'amore, cosa rappresenta e dov'è, se c'è? Secondo me esiste, ma non è facilmente approdabile da tutti, da chiunque. La felicità esiste, ma non è semplice da conquistare. Ci vuole fatica, impegno, costanza e poi coraggio, soprattutto coraggio. Per cui cercate dentro di voi, perché quello che avete dentro lo trovate anche fuori. Sul palco si avvicendano tre personaggi un po' eccentrici e un santone. Cosa viene fuori dall'incontro di queste figure un po' inconciliabili forse? In realtà noi non siamo in due, infatti lo spettacolo è anche con Roberto De Sarno, il famoso Bob De Sarno, un italo-americano di Pavullo, e Eugenio Vaccaro, che è questo santone siracusano adottato dalla città di Milano da almeno 10 anni. C'è un grande divertimento nella serata, si ride per 3/4 d'ora. E poi c'è un quarto d'ora in cui tutte le maschere create sono maschere molto contemporanee, un trans, un imprenditore puttaniere, come definire Così. Altrimenti? Amante delle belle donne, ecco. Poi c'è un santone che può essere a metà strada da interpretare fra un mago, io mi ricordo quando ero ragazzo la signora famoso Iole che vendeva questo talismano che risolveva ogni problema, è un sacerdote però di quelli stile Padre Gallo, no? Sacerdoti veri a metà strada, e una devota, una seguace delle discipline olistiche, di quelli che fanno di tutto, dalla biomeccanica al tai chi, ai fiori di Bacca, ai circoli arci, seguono qualsiasi tipo di disciplina, no? Sì. Che è interpretata da lei. Quindi una banda di sfigati, come ci ha definito la Repubblica ieri, che va alla ricerca dell'amore, inteso sia dal punto di vista spirituale che carnale, e viene fuori la scoperta dell'umanità che siamo. E cosa vuole indagare proprio nel profondo questo spettacolo? Ma anche la cecità che hanno questi personaggi in realtà, che non riescono a vedere, vanno a cercare fuori, lontano, e non riescono a guardarsi dentro e non riescono a vedere come sono loro. Infatti non si riconoscono all'inizio, cioè la devota va dal santone ma fino all'ultimo non capisce che quello è il santone, quindi proprio in un mondo di cecità che ci circonda. Insieme alla Prima Milanese viene presentato anche il libro Viaggio per amore, dal deficiente a Land Lover. E qual è il filo conduttore che unisce le pièce presentate nel libro? La cecità, l'amore per questo lavoro e per la funzione terapeutica che ha avuto e sta avendo su di noi, e poi la gioia, io direi, cioè indagare il mistero della vita umana e delle cose, dei conflitti che noi abbiamo e del mistero di quello che ci circonda, di quello che si muove dentro le persone, cioè riflettere, va bene, cercare di capire, di scavare dentro di sé, perché poi è una vita inquieta, no? Cioè lavorare, quindi affrontare l'inquietudine della vita, però farlo con leggerezza, cercando di metterci la massima serietà nell'affrontare i propri mostri, nello scovarli, sapere che sono là, però poi farlo anche in maniera leggera, cioè con un sorriso sulle labbra, tanto tutti gli ostacoli, se ti capitano è perché c'è un motivo, hai bisogno di capire qualcosa. Noi ringraziamo Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari per essere stati con noi. Per Viva la Radio Network è tutto, Veronica Monaco, Milano.